Oggi mettiamo in moto un volano, quello delle grandi mostre che mi auspico non si fermi più, tant'è che stiamo già lavorando anche per progetti futuri. Non un evento unico e irripetibile, ma l'avvio di un nuovo corso per la cultura trevigiana. Nei minuti in cui la mostra da Picasso a Van Gogh apre le sue porte per l'inaugurazione dedicata alla stampa, il sindaco Mario Conte ammette che con Marco Goldin, ideatore e curatore dell'esposizione di Santa Caterina, è stato intrapreso un dialogo per un progetto di lungo periodo che potrebbe portare a Treviso nuovi straordinari eventi. Ma io spero di sì, insomma io non avevo mai chiuso le porte e così come non ho intenzione di chiuderle, cioè le cose belle devono andare avanti, ovviamente devono sempre incrociarsi le esigenze alle possibilità, però l'auspicio è quello che possiamo continuare a lavorare insieme, anche perché sono convinto che porterà a un risultato straordinario. Si percepisce, no, il desiderio di mostra, il desiderio anche di vedere tanti turisti nella nostra città, e l'obiettivo è quello di dare continuità. Preferisco questa cosa non dirla, dobbiamo ancora iniziare a fare questa mostra e quindi cioè, è stato un lavoro lungo, 1 anno e mezzo, ci vuole tempo, quindi bisogna avere delle occasioni ottime. Sarà un riferimento importante anche per quello che si farà dopo, perché la qualità è molto alta veramente e non è facile naturalmente restare sempre a questo livello di qualità, per cui ci si prova, ma bisogna, ripeto, trovare le occasioni giuste. Goldin è per ora concentrato sull'apertura al pubblico di una delle mostre che più rappresenta i suoi studi, il suo lavoro e la sua storia. Un percorso a ritroso da Picasso a Van Gogh, attraverso capolavori realizzati alle due sponde dell'Atlantico, a cavallo di 2 secoli, mettendosi nei panni degli artisti stessi. Per essere orientati verso il loro futuro, il futuro della pittura, si guardavano indietro chiaramente ai maestri che li avevano preceduti. Ecco, quindi io voglio far rifare ai visitatori esattamente quello che hanno fatto i pittori nei loro tempi. Treviso, che con questa mostra, aperta fino al 10 maggio, si propone come modello e piattaforma dell'offerta culturale in concomitanza con l'appuntamento olimpico, ha detto il sindaco. Chiaro che avere una mostra di questo genere con una qualità così alta di opere a 1 ora e un quarto, 1 ora e mezza, quello che è da Cortina, è sicuramente una bellissima occasione, però è evidente che questo è un ulteriore fiore all'occhiello, ma noi speriamo di far bene fin dalle prime settimane della mostra, anche senza le Olimpiadi. Le visite guidate, l'audioguida, i testi che raccontano le sale e accompagnano le opere, unitamente al film sugli ultimi giorni di Van Gogh, visibile nella sala cinema appositamente allestita. Anche per il museo di Santa Caterina si apre un nuovo corso. Poi ci siamo presi l'onere di costruire nuovi spazi, nuove pareti, perfino